Comuni di Nuovo Cospetto di Del Rio, questa volta i piccoli comuni del Bellunese. Cosa è emerso da quell'incontro e quali sono prospettive? È stato presentato il progetto di legge in discussione alla Camera che riguarda la riorganizzazione delle province, l'istituzione delle città metropolitane e le norme che riguardano le unioni dei comuni e anche le fusioni, che è un capitolo sostanzialmente un po' aggiunto in coda, diciamo, a questo provvedimento. I sindaci hanno ovviamente richiesto che ci sia un alto livello di autonomia da parte del riconoscimento, diciamo, della provincia di Belluno come una delle 3 province totalmente montane, che è ricompreso nel provvedimento Del Rio. Il Ministro ha risposto che se certamente la richiesta è quella di avere l'autonomia delle province autonome di Trento e Bolzano, oggi ha questa condizione sia sul piano parlamentare che sul piano legislativo non è attuabile e quindi ci sono stati dei mogugni da questo punto di vista, però insomma anche la nostra presenza a questo incontro ha voluto significare intanto che saremo attori assieme al Ministero e alla Regione di un processo di nuova organizzazione dal punto di vista delle quelli che sono i risvolti dal punto di vista normativo per quanto riguarda le province montane, in particolare ovviamente quella che ci interessa dal punto di vista veneto di Belluno, e in particolare cercheremo di acquisire anche da quanto definito dallo Statuto Veneto maggiori autonomie, maggiore potenzialità sul piano finanziario e dare alla provincia le caratteristiche che si avvicinano il più possibile alle province autonome di Trento e Bolzano. È un processo che deve iniziare e quindi va costruito insieme. Ovviamente i comuni chiedono di essere parte di questo processo di cambiamento. Perfetto, grazie mille.